Giannone, recupera palla Quarco, la palla recuperata dai biancorossi. Attenzione, il pallone però non ce l'ha fatta, non era un colpo facile quello di cambiare gioco così da sinistra verso destra. Poi vedete quale grinta dai piedi di Virgiliani, è andato in scivolata e in questo momento Carfor a cercare il pallone anche in fondo. Peccato, calcio di punizione, anzi calcio di rinvio in favore della Pro Patria quando siamo vicini al 20° minuto, anzi 19° minuto del secondo tempo, sempre 0-0. Già effettuato un cambio nelle file dei biancorossi, è entrato Del Sante al posto di Pietri Biasi. Pallone poi sempre recuperato dal Mantova con in questo momento Vignali. Poi ancora recupera palla delle Spinis, dai, il Duca Conte! Il Duca Conte delle Spinis! Il Duca Conte delle Spinis, e togliamocela qualche soddisfazione in questo campionato! Togliamocela qualche soddisfazione in questo campionato! Gol di De Respinis, gol di De Respinis, Mantova in vantaggio! Mantova in vantaggio nel freddo, nel fango, nell'umidità, nella pioggia. È il Mantova che passa in vantaggio. Oh là, finalmente Mantova ha messo a frutto la sua grande pressione. Ha fatto un'ottima partita fino adesso e l'ha ora messa sui propri binari con questo vantaggio che adesso andiamo a rivedere. Vedete la palla che è stata clamorosamente così. La continua pressione ha dato frutti incredibili, perché dopo che il Mantova ha recuperato tante palle, ci ha provato ancora una volta De Respinis, si è andato a rubare questo pallone preziosissimo proprio sulla tre quarti. Poi qua De Respinis è bravo a trovare l'angolo e a trovare il terzo gol stagionale. Bravo questo attaccante, l'avevano detto tutti, lo ripetiamo anche noi che era un ottimo giocatore, lo sta dimostrando. Gol di De Respinis e Mantova in vantaggio. Punizione in favore della Pro Patria, in qualche modo ributti davanti il pallone Vignali. Calma, ora riconquista palla il Mantova, ma non è così. Intanto l'arbitro fischia, è finita. Il Mantova supera per 1-0 la Pro Patria, la prima della classe. Bella vittoria. Vedete anche l'esultanza un po' colorita dei tifosi del Mantova. C'è freddo, loro non sentono, sono riscaldati dalla vittoria biancorossa. Mantova che vince 1-0, ricorda il gol di De Respinis. È tutto dal Martelli.